My name is Salvatore Gungui from Mamoiara in Sardinia. I've been living in London since 2006. Every year in January I go back to Mamoiara for the Sant'Antonio Festival to be part of the Mamuthones parade. I started to be a Mamuthone when I was 16 or 17 years old. The bells are really heavy because they are made in iron covered in bronze. They weigh around 20 kilos. For me, for many of my friends, to be a Mamuthone is a privilege. I feel like I'm helping my village, helping to carry on our tradition. Rubate su Mamuthone lo deve intendere una persona. Prima su Mamuthone non udi un mastremuro o un impiegato o mente storie. Prima udi tutto pastores e massaggios. Io sui Mamuthones sentivo sempre da bambina piccola perché chiedevamo, quando vedevamo questa figura così scura, tetta, chiedevamo chi erano da bambini. Allora i nostri genitori ci dicevano, questi si chiamano Mamuthones. E ci sono tante ipotesi perché non c'è un documento che si possa sapere chi erano e quando sono nati, o in effetti non c'è la certezza. Diciamo che sono delle maschere la cui origine si perde nella notte dei tempi, non abbiamo una datazione sicura. Quello che è certo è che sono delle maschere che celebravano dei riti propiziatori, dei riti fortemente legati alla terra, al ciclo delle stagioni, al culto dell'acqua. La festa di Sant'Antonio è, diciamo, anche l'emblema del sincretismo pagano-religioso, cioè è una festa pagana che poi è diventata cristiana, è la cristianizzazione del mito di Prometeo. Prometeo, il dio che aveva rubato il fuoco dall'Olimpo per portarlo sulla terra, e anche Sant'Antonio è legato a una leggenda che dice che appunto Sant'Antonio era il santo che andò negli inferi per rubare il fuoco dai diavoli e portarlo sulla terra. Oggi è 17 gennaio ed è il giorno di Sant'Antonio, che praticamente nel paese ogni rione, un gruppo di persone nelle proprie case organizzano i fuochi grandi per onorare il santo. La sera della vigilia, ieri quindi, i fuochi sono stati accesi ieri. Quando è finita la messa, il prete ha dato la benedizione al fuoco principale che c'è al di fuori della chiesa, per poi noi al suono delle campane automaticamente in tutto il paese parte l'accensione di tutti i fuochi. Parade is really pagan. It's about the fire, the discovery of the fire, and at the same time you can see the parade with the saint outside the church. The Catholic Church tried to cover the pagan festivities with Christian saints. Now, even in the old time, there is a kind of a gentleman agreement. We make both at the same time. Per quanto riguarda il significato, io penso che queste due figure rappresentino una il bene e una il male. Il male non è uno solo, perché erano diversi prima i mali. Era l'invasore, era la cattiva stagione, l'inverno, erano le intemperie, erano anche le pestilenze. Quindi il compito dell'Isoladore secondo me è quello di annientare il male, di riportarlo, in qualche modo di esorcizzarlo.
As a Mamutones, one of the most important things to do is be synchronized with the others. If you are performing well, the sound is really tough, compact, like just one boom. Quando lo fa girare attorno al fuoco, secondo me sta esorcizzando proprio questa figura, sta eliminando il male, lo sta annientando. Allo stesso tempo, il Soadore cosa fa? Ha il compito anche di trasmettere il bene ai presenti. Quando viene catturata una giovane donna che gli auspica una buona fertilità, una buona prosperità, una buona salute, For me, the tough part of the parade is when you start, the first 15-20 minutes. After, I feel I'm like in a kind of trance. I don't feel any pain after. You feel the pain after, when you finish and you are taking out your dress and the bed. After, and this is the moment when you feel, wow, I can breathe now, wow. When the winter is finished and this is like starting a new season, I look forward for the Mamutones parade, of course, but most important for me is to spend time with my friends all together, drinking a good wine, eating with the people on the streets, because all the neighbors they make roast pig, other kind of special dishes for the occasion, and also sweets. And we stay all night long on the street, drinking and eating, singing and dancing. That's it, spending time together, enjoy this part of the life.